Gridfall, le jeu de ruolo ambientate a un mondo in cui l'esplorazione e la colonizzazione del 1600 la sa messa con il fantasy. Il nostro personaggio si troverà su un'isola misteriosa che té grandi fasci del gioco che ha appena cominciato a colonizzare. E come Germain e poi ambasciatori di Ude che si distribuiranno dur, bisognerà gestire in varie missioni in relazione con gli altri fasci e con gli abitanti della Val Brembalance, con gli indigeni, che i gamia proprio ciapabè questa storia della forestiera che la è. E poi nel mentre cerca la cura per una misteriosa malattia che le deve accopare il montone di persone del nostro continente di origine. Il tutto mentre si esplora i vari zone abitate di animali selvatici e di mostruosi guardiani dell'isola. Come in ogni gioco di ruolo che si rispetta, il giocatore potrà catafottere tutti i tipi di personaggio, o il guerriero, o il maester e il stregos, caratterizzarsi di armi e maniere di combattere differenti e chi potrà sviluppare del menu di abilità. A questo menu si affianca poi 2 o 3 set per sviluppare il nostro personaggio, gli attributi che svilupperà robe come la forza o il carisma o il vesagile e i talenti che invece gli influenzerà robe come il crafting, la magia e il robot. Cosa sviluppa o cosa sviluppa mia anche questi due ultimi menu potrà fare la differenza durante il corso del gameplay. Se la categorizzazione stregos, guerriero e magister la sarà mia troppo vincolante per il nostro personaggio, la sarà invece importante per i nostri due soci, coi quali si aggirerà per tutta l'isola e che caratterizzerà i combattimenti. Sempre per i nostri due soci, la sarà importante la fascia di provenienza, che la permetterà di risolvere o sbloccare certe situazioni. Il sistema del combattile è semplice e fa subire. Sapederà dovrà 2 armi per il corpo a corpo e una da distanza, più la magia. Le abilità come schivare e la maniera di contrattaccare sarà sbloccabile dal menu di varie abilità. I botte d'ace agli avversari gli farà crescere la furia e una volta liberata questa la permetterà un attacco speciale corpo a corpo. Sulla distanza i personaggi ciappa bella mira, mentre da DC schivare ne sempre funziona bene. Sarà però possibile mettere in pausa per dovrà pulsare altra roba e per pianificare i mosse. Se la nostra maniera di combattere faccia bene, sappiamo di stessa laura perché la di nostri nemici. I combattimenti che persone gli fai sono bene, ma che i bestie gli è della sapere, per la poca varietà di bestie che hanno dell'isola e che sarà per lo più di mostri a metà tra il fantasy e la roba faccia male e che per il vest facilmente dividici in regnapoli che spuda roba velenosa. Lux sotto asteroidi, orsi polur sotto asteroidi e dopage, l'usertolu è una specie di anchilosauro velenus che salta fuori senza motivo alla fine del gioco. Poi l'intelligenza di questi animali la lascia desiderare, nel senso che sarà per lo più fermi sul suo territorio e si attirerà dove si triverà dal nostro passaggio di G. Tutta un'altra storia invece sarà i guardiani dell'isola, che gli è di sciamani che si trasformano in mostri protetti da un certo luogo. Che essi gli è di veri e propri boss realizzarci veramente bene e caratterizzarci bene sia per la realizzazione artistica che per la maniera di combattere. Come grafica Gridfall può essere il mio gioco da AAA se lascia guardare. La grafica la rialzo Acme di ambientazioni interni con i link che gli faccio veramente bene. Vi sarà comunque facile bene tutti gli interni di stanze e i vari città, i paesaggi che potrà vedere nell'isola gli bei e la caratterizzazione di robe legate ai guardiani dell'isola e agli indigeni gli faccia bene. Che lascia lei un po' a desiderare l'aspetto dei personaggi, specialmente agli animazioni facciali e la qualità dei modelli delle NPC in giro per le strade, la maniera in cui gli ripetite certe stanze, il comparto sonoro è ben realizzato e le musiche gli è ben studiate per le varie situazioni. In conclusione, Gridfall le di qualità media, che è un po' come certe che gli è belle da vedere lontano, ma quando ti visita hai detto ci problemi da finire. E questo la ira sia per la ripetizione di modelli grafici, come per il palazzo del governatore, sia per i modelli dell'NPC, sia per il comportamento di certi NPC che di oltre gli è infinastrati, tipo l'asciura che la netta il pavimento nel corso di una mega rissa. E la poca credibilità di animali fantasy e poi nel finale poi scelte di narrazione come mostrare diapositive su quel che le succedì dopo la fine del gioco ai vari personaggi. In conclusione, Bergen Boy approve per l'ambientazione tra il reale e il fantasy,
però per chi lavora che appena dice bisogna essere a un po' nuce.